Allora, eccoci qua, seconda parte di Friuli in diretta. Vado a salutare subito la nostra prima ospite, Maria Rosaria Capozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e ben trovata. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, un dibattito senza l'altro ospite è difficile chiamarlo tale. Le chiedo quindi di pazientare che anche il consigliere Maurmair si collegherà proprio con i nostri schermi tra qualche istante. Ci ha scritto un messaggino scusandosi per un leggero ritardo, quindi sta per arrivare. Attenda lì, consigliera, e grazie per la pazienza. Io vado nel frattempo, ottimizzo i tempi, vado da Stefano Giovanpietro, che credo abbia trovato un testimone o comunque qualcuno che può ulteriormente andare a raccontare che cosa è accaduto proprio nella presunta, o adesso è stata confermata, rissa di ieri sera in Viale 23 Marzo a Udine, con un coinvolgimento di decine di cittadini stranieri. Stefano, io vengo da te. Eccoci qua, signor Nevio. Sì, buongiorno, niente, allora io ero testimone del fatto che è accaduto ieri sera intorno alle 22, alle 10 di sera. Transitavo con la mia bicicletta proprio in questo punto e mi sono fermato su quell'angolo lì, perché delle volte sono stanco e mi siedo sulla panchina quando le panchine sono libere. Allora a un certo punto mi fermo con la bicicletta e vedo arrivare un autobus che frena a colpo, sento lo stridio dei freni, mi giro verso l'altra parte della strada e vedo tutto un sacco di gente dentro che si muove. Io pensavo a una festa, cioè vedevo tutte queste braccia che si alzavano, eccetera, eccetera. Poi ho visto l'autobus fermarsi in mezzo alla carreggiata proprio. E a un certo punto l'autista ha aperto le porte. Saranno scesi una quarantina di persone, di ragazzi afghani, pakistani. Tutti sull'autobus o qualcuno anche fuori? Tutti sull'autobus, poi si è unito qualcuno che era nelle vicinanze qua, però la maggioranza era sull'autobus, no? Che probabilmente erano tutti, poi le spiego perché, andavano, non è vero che erano pakistani e afghani, perché io poi li ho seguiti, anche per dare, non so, per contribuire come cittadino, perché a mio parere non servono né comitati né niente, c'è già il 112, boh, vabbè, questa è un'altra considerazione. Allora a un certo punto vedo questi ragazzi che scendono giù e cominciano a picchiarsi, a darsi botte, ma da orbi, una cosa impressionante. Poi a un certo punto una decina di loro viene da questa parte, aprono la differenziata dove sono le bottiglie, il vetro, perché sanno tutto. Questi ragazzi sono, secondo a mio parere, probabilmente hanno fatto i militari nei loro paesi. Prendono le bottiglie di birra, quello che sono, conoscono la differenziata, prendono le bottiglie e cominciano a tirarsi le bottiglie fra di loro. Siccome uno di loro forse ha capito male, pensava che io fossi uno che si faceva gli affari loro perché mi ha visto lì, mi ha lanciato una bottiglia di birra che mi ha sfiorato 2 millimetri. Se mi prendeva nell'occhio mi spapolava l'occhio. Un altro anziano, che è un signore che viene sempre qua, che ci facciamo compagnia la sera, 2 chiacchiere, no? Perché gli è morta la moglie da poco tempo. Questo signore qua è stato colpito da una bottiglia, da un porfido alla gamba, non a ringraziare Dio, solo di striscio. Però io dico una cosa, guardate, io non ho ideologie politiche, io sono un cittadino e riporto quello che vedo. A me non interessa né destra né sinistra, perché a mio parere sono 2 facce della stessa medaglia. Io riporto quello che vedo, è una cosa spaventosa. Guardate, Udine la sera non c'è una persona in giro. Anche questo povero anziano adesso se ne sta terrorizzato in casa. Io comincio anch'io ad aver paura, perché mi hanno spaccato il finestrino della macchina, 300 euro. Ho fatto denunce ai carabinieri, ho subito altri 2 furti. Qui è una cosa diventata... Perché io sono anche un sempliciotto, lascio la macchina aperta, vado al bar, magari... Non è una cosa, sta diventando un degrado terribile. E poi volevo dire una cosa, l'avvocato Galletti, che ha detto che qua sta diventando come Scampia, mi dispiace contraddirlo, ma qua sta diventando forse peggio di Scampia, perché mentre a Scampia c'è un codice d'onore, cioè noi spacciamo e teniamo sotto controllo la zona, perciò non ci sono queste mega risse, eccetera. Qui, non essendoci, diciamo così, una mafia
paradossalmente, intendiamoci, non è che mi auguro paradossalmente, qui è il campo aperto a qualunque nefandezza, a qualunque aggressione, a qualunque... Io vorrei invitare il signor Sindaco, che abita nel Ferettano e probabilmente non sa queste cose, lo vorrei invitare la sera a passeggiare in questi luoghi qua. Ecco, tutto lì. Ultima cosa, lei poi ci ha detto anche stamattina che anche coraggiosamente li ha seguiti, quindi... No, coraggiosamente, perché allora all'inizio ho preso paura, perché vederti arrivare una bottiglia, poi questi qua che sono tutti palestrati, sono ragazzi che potrebbero andare, sì, voglio dire, non è che io ho la mia età, no. Li ho seguiti perché ero in bicicletta e ho voluto vedere, ho seguito in particolar modo quello che mi aveva tirato la bottiglia, perché era quello che mi stava un po', ecco, sulle scatole, diciamo, no? E ho seguito questa persona, questo pakistano, perché lei mi dirà, ma come fa a dire lei che era... No, glielo dico subito, perché io li ho seguiti fino alla Cavarzerani e sono entrati a gruppi di 5, 6, 10 di loro, sono entrati nella Cavarzerani, di quei 40-50 che ho visto qua, un buon 30 di loro sono entrati alla Cavarzerani, altri 10 sono andati giù di là verso via Butro, si sono imboscati nella zona della ferrovia, lì dove ci sono... Io non so, veramente, qui ormai la zona... Era rimasto questo signore anziano, adesso non c'è più neanche lui, sono rimasto solo io e basta, ecco, tutto lì. Ecco, mi dispiace dire queste cose, ma io voglio bene a Udine, io vorrei togliere ogni dubbio, io non sono contro né questa amministrazione né Udine, io dico quello che vedo e quello che vedo è un degrado, c'è un'escalation, no? Per usare un termine vietnamita, no? C'è un'escalation che è pericolosa, ecco, tutto lì. Vi ringrazio del vostro interessamento. Grazie, arrivederci. Allora, abbiamo sentito le parole di questo cittadino che ha assistito a questa rissa a Udine proprio nella serata di ieri. Si è collegato anche il consigliere Maurmair. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a lei, chiedo scusa ma siamo nel pieno dei lavori in aula e quindi adesso abbiamo sospeso e quindi posso collegarmi. Buongiorno. Buongiorno, perfetto. Lavori riguardanti l'assestamento di bilancio, sono iniziate le discussioni, allora partiamo parlando di quello, cosa dite? Come sta procedendo? Sì. Di cosa stavate discutendo proprio poc'anzi, Maurmair? Seconda commissione, attività produttive, abbiamo ascoltato gli assessori Bini per quanto riguarda le attività produttive e l'assessore Zanner per il mondo dell'agricoltura e la montagna nello specifico. Quindi misure importanti, decine di milioni di euro su tantissime linee contributive e qualcosa anche di nuovo, di innovativo, una su tutte, una norma che vuole favorire il passaggio generazionale tra i titolari di impresa e magari i propri collaboratori, con l'idea di dare continuità alle aziende laddove magari la famiglia non ha prospettive di proseguire e quindi i dipendenti possono diventare i nuovi proprietari dell'azienda e su questo c'è una linea contributiva specifica che credo che sia un progetto molto innovativo. I dipendenti possono diventare proprietari, ho capito. Beh, Maria Rosaria Capozzi, io le chiedo, che così il gioco si fa più interessante, da parte dell'opposizione, come state osservando il lavoro della maggioranza, quello che ha appena detto molto interessante il consigliere Maurmair, e che cosa criticate? Immagino qualcosa ci sia, a naso, vado sentendo anche le trasmissioni che hanno svolto i miei colleghi negli scorsi giorni su questo assestamento di bilancio estivo. Ma diciamo che è abbastanza prematuro esprimersi sull'assestamento, anche perché i lavori sono iniziati da ieri, quindi non sono tra quelli che si sbilanciano. Ci sono certamente misure condivisibili perché da un primo esame posso dire anche rispetto a oggi apprezziamo l'intervento dell'assessore Bini, l'ho detto anche in aula, dove destina 8 milioni di euro
per sostenere tutto il comparto dell'elettrodomestico, che sta vivendo momenti di grande difficoltà anche dalla stessa crisi di Electrolux, perché tante imprese sono collegate ad Electrolux e quindi stanno vivendo questi momenti di grande incertezza, ma soprattutto un intervento che è vincolato al fatto che le imprese non delocalizzino le loro produzioni. Quindi da questo punto di vista non possiamo appunto che non sostenerlo. Dal punto di vista generale invece possiamo fare delle valutazioni, ecco, sui documenti che ci sono stati presentati, e anche dalla lettura del DEFR. Io ho colto, e l'ho anche detto ieri durante la discussione generale, che assistiamo a delle previsioni di crescita contratte della nostra regione per il 2027 e per il 2028 che sicuramente ci destano una riflessione per quanto riguarda quelli che sono gli investimenti, l'azione che sta conducendo la nostra regione, perché ci ritroviamo di fronte all'ennesima manovra corposa. Questa volta parliamo di 1 miliardo, le altre non sono state inferiori, e quindi quello che dobbiamo chiederci è quali saranno i benefici reali per i nostri cittadini. Tanti sono ancora i nodi irrisolti, giusto per citarne uno, quello della sanità, perché vive delle grandi difficoltà date da una sanità territoriale, soprattutto di prossimità, ancora decadente, perché tanti sono i medici di medicina generale che mancano, una sanità che non risponde alle necessità dei nostri cittadini per quanto riguarda anche la gestione delle liste di attesa, dove ci sono ancora tante criticità, e quindi di fronte a tutte queste risorse la domanda che continuiamo a farci appunto quali risposte hanno concretamente i cittadini, perché la sensazione è un po' sempre la stessa, anche se, ripeto, è abbastanza prematuro fare delle considerazioni rispetto a questo assestamento che abbiamo iniziato ad analizzare. La sensazione è che arrivino emendamenti che distribuiscono risorse a pioggia, però poi che a livello pratico non vanno a migliorare la vita dei nostri cittadini. Beh, ma ormai direi che la Capozzi, per quanto sia prematuro ovviamente fare delle analisi, qualche colpetto in maniera molto educata come sempre dalla consigliera, ma ve lo ha dato. Come risponde Maurmaier? Direi che fa semplicemente il suo lavoro al quale è abituata, nel senso, cioè, cercare di trovare ogni volta il pelo nell'uovo rispetto ma a no, che sono... ho dato dimostrazione dell'indipendenza intellettuale, anche sottolineando quello che fate di buono. L'indipendenza intellettuale dovrebbe anche riconoscere che in questi anni, ad esempio, proprio recentemente è stato pubblicato lo studio CREA che dice che la nostra è una delle sanità migliori pubbliche a livello nazionale. Ci sono indicatori che mettono in evidenza come stanno rientrando il tema delle liste d'attesa, ci sono una serie di indicatori dal punto di vista di quello che è il problema sanitario, dove c'è un'inversione di tendenza anche in termini di riassunzione di personale. Quindi le misure che in questi anni il centrodestra ha approntato, investendo milioni di euro, cercando di trovare percorsi che poi sono stati anche condivisi da parte dei sindacati per migliorare il contesto economico e non solo dei collaboratori delle aziende sanitarie, stanno portando dei frutti. È stato elencato ieri col DEFR che la nostra è una delle regioni in cui l'aspettativa di vita media è più lunga a livello nazionale, sapendo che la nostra nazione è una di quelle in cui si vive di più a livello mondiale. Quindi sinceramente voler sempre guardare il mezzo bicchiere vuoto, io comprendo, questo è il ruolo dell'opposizione e lo accetto, anche perché ho avuto nella mia esperienza amministrativa un periodo nel quale sono stato all'opposizione e comprendo che non sia semplice cercare di trovare degli argomenti per contestare quello che viene fatto, ma questi anni vedono un centrodestra che sta governando da tempo la regione, con l'opportunità che si è creata di avere risorse che sono state utilizzate non per distribuire le risorse in modo così casuale, ma con delle progettualità che stanno
producendo i frutti che ci attendiamo, perché non è solo il campo sanitario, ad esempio anche nel campo dell'economia vediamo che comunque gli indicatori economici sono tra i migliori a livello nazionale in una fase e in un contesto geopolitico estremamente difficile per la nostra economia. Di tutto questo io comprendo che in qualche modo faccia rosicare l'opposizione, però la realtà è un'altra e lo dimostra il fatto che il nostro Presidente è nei primi 3 posti a livello italiano come apprezzamento da parte della popolazione, con una percentuale che si avvicina al 65% dei consensi da parte della popolazione. Questa è la cartina al tornasole di quello che è un percorso che stiamo facendo come amministrazione e al quale diamo un contributo importante come Fratelli d'Italia con tutta una serie di iniziative che ogni giorno ci vedono impegnati a aiutare i nostri cittadini e le nostre imprese. Poi a ognuno insomma la propria narrazione di quello che vuole vedere o di quello che vuole raccontare. Capozzi. Ma ovviamente mi fa sorridere, ecco, la risposta del collega Maurmair, perché qui ribadisco la mia onestà intellettuale, visto che ho esordito anche con un apprezzamento rispetto ad un intervento che trovo condivisibile, quindi questo proprio per dire che quando c'è da condividere lo facciamo, ma lo può dire anche lo stesso collega, visto che ho votato l'unico emendamento della legge passata sulle province proprio da lui presentato, che a mio avviso dava un contenuto a quella legge. Rispetto al fatto che ci inventiamo quasi delle problematiche che non esistono, io rispetto a questo mi sento di dire semplicemente, anzi invito il collega a chiamare il CUP della nostra regione e prenotare una radiografia oppure una visita oculistica oppure una qualunque visita e vedere che tempi gli vengono proposti, ecco, perché il vero problema dei nostri cittadini risiede in questo: chiamare il CUP e vedere disattese le proprie aspettative rispetto alle tempistiche, o comunque vedersi prospettate delle tempistiche che così lunghe fanno sì che alcuni cittadini rinuncino alle cure, oppure chi se lo può permettere, perché non tutti possono, si rivolgono al privato. Quindi se si vuole negare appunto questa evidenza, per me lo si può fare, però ma poi tra l'altro anche nel Pordenone questa mattina leggevo proprio dell'apertura del reparto di chirurgia nel nuovo ospedale, ma veniva denunciato sempre il dramma della carenza di medici, perché anche rispetto a questo, se è vero che ci sono stati degli interventi importanti da parte della nostra regione per rendere più attrattiva la professione dei medici, dei sanitari in generale, c'è da dire che evidentemente non si è fatto ancora abbastanza, perché tanti medici, tanti professionisti rinunciano quindi a stare nel pubblico e quindi si rivolgono a strutture private dove trovano sicuramente condizioni più favorevoli che gli permettono di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Poi siamo in un momento in cui questo problema è particolarmente avvertito, perché tanti dei professionisti devono andare in ferie, le loro meritate ferie, e non riescono ad andare, quindi in questo momento quindi questo momento, anzi questi mesi evidenzieranno proprio le storture di tutto questo sistema. Ma ribadisco, queste non sono problematiche che noi solleviamo in maniera faziosa, ma chiunque si è confrontato con il nostro sistema sanitario può confermare quello che sto dicendo. Tra l'altro, aggiungo un ulteriore passaggio: queste stesse problematiche erano state riportate in un documento presentato dalla Lega regionale e riportavano le stesse problematiche che io sto a rappresentarvi, ma che condivide anche qualcuno della forza politica che rappresenta Maurmair, visto che in passato possiamo dire che qualche disguido tecnico a livello regionale sia stato proprio determinato dalle dichiarazioni fatte in ambito sanitario proprio da qualche suo rappresentante, e mi riferisco a Ciriani. Beh, è vero, Ciriani era stato un po' critico, ma ormai, no? Beh sì, certo, era critico ed è stato critico il ministro Ciriani rispetto alle tempistiche di completamento dell'ospedale di Pordenone, non rispetto a quello che è il sistema sanitario regionale nelle sue prestazioni. E io mi permetto di suggerire alla collega che magari
potrebbe ricordare, senza fermarsi al fatto di dire che se le tempistiche sono più lunghe di quello che è la prescrizione medica, che ad esempio rivolgendosi al privato, in quel caso si può chiedere il rimborso da parte della regione per le prestazioni, quindi nessuno è allora invito a delineare questa procedura, perché io le posso garantire che chiamando il CUP hanno detto che questa procedura non è più possibile. Io chiedo scusa, consigliera Capozzi, non si stava parlando del buon ma ormai, facciamolo finire, poi arrivo da lei di nuovo, Capozzi. Anche perché ha parlato per 5 minuti, quindi credo di poter avere almeno 2 minuti per poter dire la mia posizione. Allora, perché non utilizzare queste opportunità che ci vengono date? Anche ringrazio TV12 per queste trasmissioni, per dire e informare i cittadini di servizi che ci sono e che magari non sono conosciuti e che, se utilizzati, andrebbero a smontare proprio quella che è la critica che viene fatta, forse perché si preferisce tenere le cose dal punto di vista della critica senza informare i cittadini. Allora diciamolo che in Friuli Venezia Giulia esiste ormai da alcuni anni un meccanismo che consente ai cittadini che ricevono una indicazione di fare delle analisi con determinate tempistiche, se prenotano presso il CUP e quelle tempistiche non sono rispettate, sono legittimati a rivolgersi al mondo privato chiedendo la prestazione per poi ottenere il rimborso da parte della regione, e questo servizio sta crescendo di anno in anno proprio perché finalmente lo stiamo facendo conoscere. Sono stati spesi diversi milioni di euro l'anno scorso e altrettanti saranno spesi quest'anno. Allora questo significa che nessuno deve rinunciare alle prestazioni, basta far sapere come funzionano le cose. Allora, al posto di fermarsi al dire che magari ci sono delle carenze, perché non mettere anche in luce le cose che abbiamo introdotto? Le abbiamo introdotte anche su sollecitazione da parte dell'opposizione, perché io non chiedo alla collega di votare i miei provvedimenti se non la convincono. Se la convincono sono contento. Io sono convinto che tante volte in realtà molti dei provvedimenti che noi proponiamo trovano il consenso da parte dell'opposizione, che per una questione di presa di posizione non possono votare che contro. Allora, quando c'è qualcosa che viene proposto dall'opposizione e noi in qualche modo lo sposiamo, lo portiamo avanti, ecco, allora utilizzatelo, è un merito anche vostro. Questa cosa qui è nata sicuramente da un confronto fra maggioranza e opposizione ed è un servizio che viene dato e che può permetterci di aiutare le persone magari ad allungare la vita, a salvare la vita di qualcuno. Quindi utilizziamo questi spazi anche non solo per continuare a dire di difficoltà che conosciamo benissimo, perché il problema non è un problema nato dal governo Fedriga o dal precedente governo Serracchiani. La scelta di quelli che sono i numeri chiusi all'interno della formazione dell'università fino a 2 anni fa è stato uno dei più grandi problemi che è stato creato in Italia, perché non ci sono medici, ma non ci sono medici perché non è stato consentito a chi voleva fare quella carriera di potersi iscrivere all'università, formarsi e poter entrare nel mondo del lavoro. Allora, essendoci pochi medici, non c'è la possibilità di sopperire a tutte le necessità che vengono richieste, quello che proviene dal territorio. Quindi diciamoci queste cose, perché è la realtà. Oggi sappiamo che il ministro Gelmini ha sbloccato tutto un percorso verso le facoltà mediche che sta avendo dei primi risultati. Ci vogliono degli anni per avere i nuovi medici, ma nel frattempo stiamo comunque cercando di correre ai ripari, soprattutto con un aspetto, con il convenzionamento con le strutture private che erogano prestazioni pubbliche, perché la sanità regionale è al 95% e siamo la terza regione in Italia per incidenza di pubblicità di quello che è il servizio sanitario. Quindi dobbiamo riconoscere queste cose e i soldi che stiamo mettendo hanno e stanno producendo dei risultati che sono anche apprezzati da parte dei cittadini. Capozzi, per chiudere, che poi vado in pubblicità. Ma sono velocissima. Allora, innanzitutto non trovo corretto dire che il nostro servizio è decadente, perché per tanti anni, e la motivazione che rintraccia il collega è che per tanti anni c'è stato il numero chiuso in medicina, perché allora ci si deve chiedere come mai le strutture private funzionino bene. Quindi evidentemente c'è un vulnus che va rintracciato nel fatto che non ci sono condizioni favorevoli nel pubblico
tali da trattenere i nostri sanitari. Poi il collega dice ci sta questo servizio per cui se vengono disattese le tempistiche ci si può rivolgere al privato e questo è un servizio che nel tempo è cresciuto, ma quindi se questo servizio è cresciuto vuol dire che il sistema delle liste d'attesa è in difficoltà se continua a crescere. E altro passaggio, il sistema impone quello che ho detto proprio nella mia premessa, ovvero che se non puoi attendere quelle che sono le tempistiche ti rivolgi al privato, devi avere anche le risorse per anticipare quella visita e non tutti ce li hanno e quindi tanti rinunciano alle cure oppure si espongono a delle tempistiche improbabili che in alcuni casi si possono risolvere anche in una situazione deleteria per la propria diagnosi. Allora, io credo che giusto due flash. Il primo, tante volte i cittadini non sanno che esiste questa opportunità. Quindi non sanno che possono essere rimborsati. Ma io da questo punto di vista continuo ad avere dei dubbi. E a fronte del fatto che non sanno che possono essere rimborsati, rinunciano, e questo è una realtà. La seconda, non dimentichiamo che noi applichiamo in una regione speciale un contratto che è su base nazionale e proprio per questo abbiamo le difficoltà a competere con il settore privato. È inevitabile ed è per questo che facciamo le convenzioni e quindi non dimentichiamo che il 95% delle prestazioni sanitarie erogate in Friuli Venezia Giulia sono sotto la copertura del sistema sanitario regionale, quindi sono pubbliche. Quindi quello che viene tanto criticato, stiamo parlando del 5% dell'insieme delle prestazioni, perché il resto è pagato da parte delle casse della nostra regione. Quindi di cosa stiamo parlando? Ma parlare di contratto nazionale qua dissento, perché se i nostri sanitari non permangono nelle nostre strutture anche per il carico di lavoro eccessivo, perché lavorano sotto pressione, sotto organico, quindi non è soltanto una questione retributiva, ecco, questa la trovo una semplificazione secondo me ingiusta anche nei confronti dei nostri operatori, su cui poggia il nostro sistema e a cui va il nostro riconoscimento. Allora, dobbiamo fermare. Prego, ultima se vuole. No, ma proprio perché sono pochi i medici, perché sono stati poco ridotti i numeri di medici che sono stati sfornati dall'università negli ultimi anni, è chiaro che laddove c'è una competizione su qual è la base, su quella di quelle che sono le tipologie di prestazioni, la gestione del tempo, perché tanti vanno a fare il medico in contesti nei quali hanno una vita più organizzata, mentre il pubblico che tiene in piedi quelli che più complessi, che sono ad esempio il pronto soccorso, piuttosto che tutte le lungodegenze, è chiaro che un medico si deve e può scegliere, preferisce andare laddove lo pagano di più e magari sta a casa il sabato e la domenica. Questa è la realtà delle cose. Allora stiamo intervenendo. Dico l'ultima cosa, abbiamo messo 140 milioni di euro, se non ricordo male la cifra, forse sono 115 milioni di euro per fare i contratti integrativi, per essere ulteriormente attrattivi. Abbiamo introdotto con l'ultima legge di stabilità la possibilità per chi fa l'infermiere di avere una borsa studio per il percorso durante tutta l'attività di formazione all'interno del nostro territorio regionale, con l'impegno di rimanere all'interno della nostra regione. Credo che stiamo facendo tutto quello che umanamente sia possibile e immaginabile per affrontare un problema che è comunque di sistema. Fermiamoci un attimo e poi riparto dalla consigliera Capozzi, a tra poco. Allora, io volevo sapere, intanto ben ritrovati per chi si fosse collegato soltanto ora, se ci sono novità, magari potete anche dirmi tranquillamente che non ce ne sono, ma io ve lo provo a chiedere, visto che si parla di assestamento di bilancio, visto che soprattutto a Udine si sta parlando molto del conflitto tra l'assessore alla cultura comunale, insomma, di Udine Pirone e il vicegovernatore
è assessore regionale ANSIL per quanto riguarda i fondi tagliati al Teatro Giovanni da Udine. Poi ANSIL aveva detto, a breve faremo l'assestamento di bilancio, cercheremo di capire effettivamente che margini ci sono e eventualmente ne riparleremo. Ci sono delle novità, consigliera Capozzi, se può dircelo? In quello che stiamo analizzando ancora niente, poi se verrà portato un emendamento dall'assessore ANSIL, questo non è dato di saperlo. Certamente noi, come siamo soliti fare, faremo le nostre proposte emendative e probabilmente cercheremo di coprire questa spesa che a nostro avviso è importantissima per la città di Udine, ma per il ruolo stesso del Teatro Giovanni da Udine. Rappresenta una delle realtà culturali maggiori della nostra città, ma oserei dire anche dell'intera provincia di Udine, e quindi riteniamo che da questo punto di vista appunto si debbano stanziare queste risorse, ecco, e faremo anche noi la nostra parte laddove si continui a perpetrare questa posizione da parte dell'assessore ANSIL, che devo dire anche rispetto a tutta la questione di Udine c'è stata una caduta di stile, rispetto al quale c'è stata una caduta di stile anche dal punto di vista istituzionale, perché abbiamo assistito appunto all'assessore ANSIL che si è spinto anche in considerazioni personali che secondo me sono del tutto deprecabili, arrivando a dire che la giunta è incapace. Io stessa ho sottolineato invece che dall'altra, nella stessa giunta Fedriga, c'è qualcun altro che la pensa in maniera diversa, perché nelle stesse ore interveniva l'assessore Izzini invece ad esaltare l'operato della giunta e la sinergia che si era creata per quanto riguarda Casa Cavazzini e le mostre che la mostra che interverrà a dicembre prossimo, ed esaltando invece quella passata sull'impressionismo. Maurmeier? Vedremo cosa proporrà l'assessore ANSIL, che ha una conoscenza sicuramente più diretta di quello che è la realtà di Udine, anche perché la frequenta nel pieno delle sue funzioni. Personalmente dalla provincia di Pordenone quello che vedo è che anche recentemente forse l'amministrazione di Udine sta cercando un po' di visibilità, diciamocelo, perché il fatto di contestare che un assessore, nonché vicepresidente, a fronte di un incontro programmato da lungo tempo a Cordenons, non ha partecipato alla presentazione del programma del Teatro di Udine, che questo è successo la settimana scorsa, ecco, forse un po' di eleganza e di stile, senza andare a sottolineare questa cosa, perché c'era un impegno già preso da parte dell'assessore. Cioè, anziché buttare acqua sul fuoco e in qualche modo cercare di stemperare, si contesta anche quello che è l'operato dell'assessore. Credo che siamo di fronte a quello che è un classico bisticcio delle parti. Ecco, alla fine credo che quello che conti è vedere la sostanza delle attività che vengono realizzate da parte delle amministrazioni, e su questo io noto che la nostra regione ha avuto ben due opportunità di valorizzarsi attraverso le capitali della cultura, una quella europea riconosciuta a Gorizia e una quella italiana riconosciuta a Pordenone, e mi sorge un dubbio di chiedermi come mai Udine non abbia mai presentato una propria candidatura sotto questo punto di vista, o perché in qualche modo c'è una non preparazione nel fare questo percorso, o perché magari non si ritiene di essere all'altezza di questo tipo di riconoscimento. Capozzi? A sorridere davanti a queste considerazioni, perché nascono anche da percorsi diversi. Voglio ricordare che Gorizia, quindi capitale della cultura europea, nasce proprio da una sinergia che si è avuta con Nova Gorica. E anche per quanto riguarda Pordenone c'erano dinamiche molto diverse. Ora arrivare a dire che Udine non abbia le caratteristiche, o comunque non si abbiano le capacità per poter sostenere un evento simile, lo trovo ingiusto e poco istituzionale, ma sulla falsariga appunto di quella che è la posizione espressa anche, perdonatemi, dal vicepresidente ANSIL, perché ripeto,
da parte del Comune di Udine sono state soltanto rappresentate delle situazioni, la risposta che ne è venuta è stata una risposta poco elegante, che entrava nel merito di un operato di un'amministrazione che, ribadisco, invece un operato invece su cui si è espresso positivamente un altro assessore della stessa giunta. Quindi o è l'una o è l'altra, perché la sensazione è che ci sia una certa presa di posizione faziosa da parte dell'assessore Ansil per quanto riguarda le dinamiche di Udine. Ma ormai posso fare una domanda io alla collega, visto e considerato che questo modo di fare che è tipico dei 5 Stelle, quali sarebbero le dinamiche che hanno portato Pordenone? Perché è facile parlare per astratto. Cosa è successo a Pordenone che ha avuto la capacità come capitale della cultura? Ci devono essere dei percorsi che vengono iniziati anni prima, ecco. Ora nello specifico non so quali siano stati, però c'è stato anche un appoggio importante anche ed è innegabile, non lo si può trascurare, ecco, per Pordenone. Ci sono state anche delle spinte importanti dal territorio e da alcune forze politiche, ecco, presenti sul territorio, da esponenti che si sono spesi, ecco. Quindi questo non lo si può negare. Cara collega, la spinta iniziale c'è stata da parte dell'amministrazione comunale di Pordenone, che ha creduto in questo progetto, che ci ha messo delle risorse, tanto che ci ha provato 2 volte per ottenere il riconoscimento. Allora chiedo quando il comune di Udine ha avanzato questo tipo di ipotesi, e se non l'ha avanzato, la domanda è: perché non l'ha avanzata? Perché non ritiene di essere all'altezza, o perché proprio manca la capacità di una visione strategica? Queste sono le domande che io faccio. Dell'amministrazione, ecco, perché se vuoi arrivare a quello. Aspetti, consigliera Capozzi, aspetti. Prego, facciamo finire. Credo che siano riflessioni sulle quali i cittadini debbano porsi poi anche a fare un confronto, perché se alcune cose accadono nel resto del contesto regionale e non accadono nella città di Udine, forse non è sempre colpa della regione, come si cerca di far intendere. Probabilmente bisogna anche rimboccarsi un po' le maniche e cercare di fare dei percorsi, delle proposte che possono portare a dei risultati. Allora, questo è lo spirito di iniziativa che vedo in altre realtà, non sempre lo respiro a Udine, sinceramente. Consigliera. Ma si mischiano pere con le mele, ecco, parliamo di cose molto diverse, di percorsi culturali, perché posso alla stessa stregua, ma non mi va di fare delle competizioni territoriali, perché apprezzo anche tanto il territorio di Pordenone, anzi mi compiace, ecco, che sia la capitale della cultura, ma dire che Udine o non abbia le potenzialità o l'amministrazione non abbia le capacità lo trovo assurdo, ecco. È come dire, come mai non si è fatta una mostra all'altezza, alla stessa stregua di quella che è stata fatta a Udine, che ha attirato tante persone, ecco, da tutta Europa, perché non la si è fatta in altri posti della nostra regione, ecco, o non la si è fatta in Pordenone? Perché si fanno percorsi culturali, programmazioni anche diverse, ma questo non è non è dirimente rispetto a questa questione, perché ribadisco, arrivare a dire che perché non si è proposta come capitale della cultura, questo debba darci qualche risposta, ecco, per me non dice niente, è semplicemente una scelta che poteva certamente fare l'amministrazione di Udine, ma che probabilmente ha puntato su altri percorsi, e quindi per me questo non significa che uno è meno dell'altro solo perché ha intrapreso scelte diverse. Non ho detto che uno è meno dell'altro, ho solo sottolineato quello che si è vinto, lo spirito, ecco, di intraprendenza da parte di una comunità rispetto all'altra si nota, e quindi la scelta che viene fatta da parte dell'amministrazione regionale è che laddove ci sono domande e stimoli che provengono dal territorio c'è il sostegno, perché non mi dica la collega Capozzi che la mostra in Casa Cavazzini è stata sostenuta dall'amministrazione di Udine, è stata sostenuta
grazie a fondi messi a disposizione fatta da parte della regione, con la ma regione. non poche risorse. Allora, quello che io volevo sottolineare è che laddove c'è uno stimolo, la regione può rispondere, laddove non c'è, le cose rimangono così come sono, e credo che il collega, nonché vicepresidente della regione, quando ha parlato del teatro di Udine, ha voluto mettere in evidenza una certa, diciamo, tendenza all'inerzia e al fatto di dare per scontato che, siccome ho il teatro, ho diritto ad avere quello che chiedo, senza magari cercare di essere anche un po' innovativi e magari fare delle proposte. Questo era il senso della questione. Poi io mi auguro, insomma, che questi momenti di confronto permettano di stimolare un po' in tutti la voglia di continuare quel percorso di crescita culturale che c'è in tutto il contesto regionale, perché non dimentichiamo che a oggi la media pro capite dei fondi messi a disposizione da parte dell'ente pubblico regione per cultura e sport, la nostra regione è la prima a livello italiano, quindi stiamo mettendo veramente tantissime risorse su infrastrutture e su attività, e credo che i risultati si vedano anche in termini di quella che è l'attrattività di visitatori della cultura che riempiono la nostra regione. Su questo Udine può dare il suo contributo. Ritengo che se l'assessore ha deciso di fare certe esternazioni, le abbia fatte con una certa consapevolezza. Possiamo chiudere questo capitolo? Io volevo farvi andare via con una battuta al volo, perché poi tra 11 minuti io devo chiudere. Il governatore Fedriga, secondo l'indagine del Sole 24 Ore, si conferma essere uno dei presidenti di regione più apprezzati d'Italia, secondo il Governance Poll 2026, che lo colloca al terzo posto nazionale con il 64% di gradimento. Proprio lui che qualche giorno fa aveva aperto alla candidatura come sindaco di Trieste. Io vi chiedo un commentino per salutarci e poi vi lascio andare a pranzo o ai vostri lavori. Chi vuole cominciare? Beh, lascio per Prego Capozzi. Beh, io mi compiaccio per il risultato personale del Presidente, ma è un risultato d'altronde che è ricorrente, ha un gradimento importante, ma per me questo si traduce anche nel più grande problema all'interno della Lega, perché il consenso della Lega nella nostra regione è legato proprio alla figura del Presidente Fedriga, che non può candidarsi per il terzo mandato nella nostra regione, quindi deve considerare sicuramente dei percorsi alternativi, non soltanto a livello personale, ma la stessa Lega deve pensare ad un possibile successore al Presidente Fedriga, il che è difficile con un consenso appunto di questo tipo. E quindi abbiamo delle dinamiche in evoluzione molto importanti, a cui staremo a vedere, perché non siamo parte attiva da questo punto di vista. Ci auguriamo soltanto che venga messo al primo piano l'interesse dei cittadini e della nostra regione, al di là di quelle che possono essere appunto le dinamiche all'interno di un partito. Ma ormai io credo che il Presidente Fedriga abbia ben governato e traga da quello che è stata la sua capacità, che è stata poi in qualche modo esplosa grazie anche a quello che è il lavoro di tutti coloro che hanno collaborato con il Presidente Fedriga. Quindi, essendo l'uomo di punta, è ovvio che il Presidente goda quando si lavora bene, si gode anche di una certa riconoscibilità da parte dei cittadini, e questo ci fa solo che enormemente piacere. Credo che il Presidente Fedriga possa ambire a diversi ruoli, ma sottolineo anche che il centrodestra nel suo insieme ha altrettanti uomini di punta in diverse istituzioni. Penso al fatto che ad esempio il ministro Ciriani è un ministro che è estremamente apprezzato, e la provincia di Pordenone per la prima volta dopo tantissimi anni ha espresso un ministro, e il Friuli Venezia Giulia ha un ministro di peso, che è riuscito ad esempio in una cosa che può sembrare anche semplice ma non lo è, portare il Presidente del Consiglio a un momento molto importante che è stata la donata triveneta degli alpini a Gemona, cioè giusto perché c'è una riconoscibilità da parte
del Presidente del Consiglio di quello che è il ruolo di uno dei suoi ministri di punta. Ma altrettanto ci sono altri esponenti in tutti i partiti che in qualche modo compongono la maggioranza del centrodestra, che possono avere una legittima ambizione sia a guidare la regione che anche ad avere altri ruoli nelle grandi città piuttosto che in altri contesti. È la cultura di fondo che permea l'operato del centrodestra, che ha questa fortuna di essere articolato su più partiti che sanno confrontarsi, cercare di individuare le soluzioni ai problemi e poi sostenerle con convinzione nel momento in cui si decide qual è la strada da percorrere. Questo è riconosciuto da parte dei cittadini, che in questo momento si identificano nel Presidente Fedriga e dal mio punto di vista anche in quello che è l'operato del centrodestra in Friuli Venezia Giulia. Ok, ci siamo. Grazie per il bel confronto, per questa chiacchierata alla consigliera Capozzi, al consigliere Maurmair, e io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e vi auguro una buona giornata.